Veronesi 3 sono troppe, bisogna portarle a -2. Il progetto di legge presentato in Regione dal Partito Democratico che lancia una proposta per ridisegnare il territorio. Ridurre il numero delle ULSS portandole da 3 a 2. Il PD propone di sopprimere l'ULSS 22 con la conseguente assegnazione delle sue risorse patrimoniali, finanziarie, strumentali e di personale alle rimanenti ULSS 20 e ULSS 21. Il territorio verrebbe suddiviso in 2 parti. A nord un primo ambito che partendo dal lago coprirebbe i territori della Valpolicella e della Lessinia fino ai comuni della cintura metropolitana oltre alla città capoluogo. Un territorio che potrebbe contare sui presidi sanitari di Negrar, Peschiera, Malcesine, Caprino e Bussolengo. L'altro ambito andrebbe invece ad integrare l'attuale ULSS 21 a partire da Villafranca, comprendendo dunque tra gli altri i presidi di Bovolone, San Bonifacio, Tregnago, Legnago, Nogara, Cologna Veneta. Dobbiamo riordinare, dobbiamo cambiare, dobbiamo soprattutto ridurre le spese di carattere amministrativo, direttori nominati dalla politica e che non hanno vinto dei concorsi pubblici, ce ne sono troppi, non sempre all'altezza, quindi va ridotto le spese, gli organi di controllo, ci sono centinaia e centinaia di migliaia di euro per singola persona che diventano milioni di euro nel Veronese e decine di milioni di euro in tutto il Veneto, che possono essere trasformati da spese improduttive in spese a favore della gente, per servizi igienico-sanitari, per servizi di prevenzione di cui effettivamente c'è oggi bisogno. Sembra che Zaia sia più preoccupato dell'indipendenza del Veneto e del destino delle case chiuse piuttosto che attuare il piano che riguarda la salute di 5 milioni di persone. Aveva sbandierato propositi un ULSS sola per provincia, in realtà stanno difendendo tutti i particolarismi. Noi dimostriamo di avere coraggio proponendo una razionalizzazione che parte dalla nostra provincia, ovviamente non potrà che essere fatta a livello provinciale e se si dovesse arrivare anche ad una sola ULSS noi non abbiamo pregiudizi, però facciamolo garantendo qualità dei servizi sanitari e assistenziali a tutti i cittadini indipendentemente dal luogo dove abitano. Si intitola Vola con noi, è il nuovo inno del Chievo, l'hanno firmato i Sonora.